Una bomba artigianale è stata fatta esplodere nella notte davanti all'ingresso della nuova sede dell'Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme. La deflagrazione dell'ordigno di medio potenziale costruito con polvere pirica ha provocato danni alla vetrata d'ingresso, rompendo anche la parte in alluminio della porta. Sull'episodio indaga la polizia. Al momento non c'è stata alcuna rivendicazione, né sono state trovate scritte o segni di alcun genere sulle pareti. È in coma farmacologico il commerciante all'ingrosso di preziosi, picchiato e rapinato stamani a Crotone da due malviventi. Il fatto è avvenuto in un appartamento adibito a laboratorio e vendita all'ingrosso di oro e metalli preziosi in Corso Mazzini. I due, travestiti con la divisa da finanzieri, hanno colpito violentemente con il calcio della pistola alla testa LC 69 anni, sottraendogli circa 40 kg d'oro. Il grossista è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in gravissime condizioni, con un trauma cranico e facciale. Il prefetto di Catanzaro, Antonio Repucci, ha presieduto una riunione tecnica per fare il punto sull'attività di contrasto alla criminalità organizzata e in particolare alle infiltrazioni delle cosche nelle attività imprenditoriali lecite. Nel corso dell'incontro è stata fatta un'analisi delle misure a disposizione degli apparati inquirenti ed investigativi e di come renderle più efficaci. Inoltre sono state discusse le iniziative più efficienti per contrastare gli appetiti dell''ndrangheta e i tentativi di infiltrazione, anche allo scopo di riciclare denaro sporco. Ha rassicurato tutti sulla gestione e sulla stabilità finanziaria della provincia di Catanzaro, Wanda Ferro. Il presidente, innanzitutto, ha rassicurato sul fatto che il bilancio di previsione dell'ente in aula il prossimo 29 giugno sarà incentrato sul massimo rigore, senza trascurare temi come il sociale, l'ambiente e l'edilizia scolastica. La Ferro, infine, ha affrontato anche il tema delle società partecipate, che terrà costantemente monitorate con una progressiva riduzione dei costi, sottolineando il fatto che l'ente ha già subito tagli per 11 milioni di euro in termini di trasferimenti.